I motivi posti a sostegno del gravame non appaiono pure ai fini dell'esame tipico della presente fase suscettibili di favorevole apprezzamento. Con questa spiegazione il TAR respinge la richiesta di Save di sospendere e annullare la delibera del Consiglio Comunale di Venezia del 23 dicembre scorso che ha istituito la tassa d'imbarco aeroportuale di 2,50 € a partire dal 1 aprile 2023. Il ricorso di Save era stato presentato contro il comune in persona del sindaco pro tempore Luigi Brugnaro e nei confronti della presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, dell'Agenzia delle Entrate e Autorità di Regolazione Trasporti e dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ENAC. Save non era da sola in questa battaglia. A sostegno della richiesta di annullamento, infatti, ci sono anche l'Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fars, Ryanair, Volotea e EasyJet e Wizz Air. Soddisfatto senza esultare il sindaco Brugnaro. Abbiamo fatto il nostro lavoro, ha commentato. Difendere il centro storico è costosissimo.